Venezia è la quinta città italiana per carico di processi pendenti in Corte d'Appello e al nord è la prima per il numero di giudizi sopravvenuti negli ultimi anni, il cui numero supera di gran lunga quello dei processi che nel frattempo si sono chiusi, tanto che si calcola che per smaltire il volume di pendenze, quasi 27.000 a fine 2017, ci vorrebbero più di 2 anni e mezzo di lavoro, ammesso che non se ne aggiungesse più nessuno, cosa impossibile, ed anzi i processi sopravvenuti ormai sorpassano i definitivi. I dati, ben noti purtroppo a chi ha pendenze giudiziarie in Corte d'Appello, sono stati diffusi dalla CGIA di Mestre. Con 51 magistrati, uno o poco più ogni 100.000 abitanti, la Corte d'Appello veneziana è la meno dotata d'Italia, penultima per numero di amministrativi. Una situazione anche peggiore riguarda la Procura della Repubblica, pure ultima in Italia, ma con un numero davvero esiguo di magistrati, 0,2 ogni 100.000 abitanti, decisamente sottodimensionata rispetto alle altre realtà d'Italia. Difficile pensare con la giustizia in queste condizioni di affrontare le sfide della modernità. Per questo i magistrati hanno condiviso le loro preoccupazioni anche con il governatore Zaia. Siamo stati pienamente confermati nell'indagine che noi abbiamo fatto con le nostre scarse risorse di un gravissimo sottodimensionamento degli organici del Veneto rispetto a quello delle altre corti del nord, innanzitutto, e rispetto alla media nazionale. E questa situazione purtroppo può essere cambiata soltanto con un supporto esterno, cioè con l'intervento da parte degli organi centrali, perché noi a livello locale abbiamo attivato tutte le leve organizzative possibili, non c'è più spazio. È evidente che se la giustizia civile non funziona, i rapporti economici a loro volta ne risentono. È evidente che se non funziona la giustizia penale, l'intero assetto complessivo della sicurezza, della convivenza civile di un territorio ne viene negativamente influenzato. Io credo che quel passo immediatamente successivo a questo sia quello del coinvolgimento dell'avvocatura nella nostra riflessione, che già in realtà in varie occasioni è stata coinvolta, perché appunto il valore della giustizia non è valore di una categoria professionale, è valore di interesse sociale. Il presidente veneto ha preso l'impegno di sollecitare il governo a porre rimedio a questa situazione. Chiamiamo Roma, ma non per dichiarare guerra, ma per fare in modo che poi questo distretto abbia i magistrati e gli amministrativi che si merita. E quindi verrà coinvolto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro responsabile Bonafede e poi ovviamente tutti i ministri, ma anche i parlamentari del Veneto e tutte le associazioni di categoria, tutti gli stakeholders del Veneto, visto e considerato che è un problema che viviamo da vicino tutti.